Europa Verde, insieme con le associazioni che nel territorio si occupano di piccola fauna, ha deciso di presentare un progetto di legge che finalmente riconosca il valore intrinseco di questa parte di Veneto che è indispensabile. Si tratta di specie autoctone che sono il primo indicatore della qualità degli ecosistemi in cui anche noi abitiamo. E se questi ecosistemi sono in disequilibrio è evidente che loro sono i primi che ci segnalano il problema. Quindi andare ad analizzare la loro qualità di vita, fare monitoraggi, studiarli e di conseguenza attivare soluzioni per conservare i loro habitat ci consente anche di conservare le nostre attività. Perché? Perché esclusivamente dalla loro presenza e la qualità dell'habitat possono insistere dei servizi ecosistemici, possono essere utili all'uomo dei servizi ecosistemici che la natura dà gratuitamente e ci consentono la continuità dell'attività agricola, oppure per esempio di conservare l'acqua, oppure addirittura di contrastare l'inquinamento dell'aria, e questo è tutto un vantaggio che ci dà la possibilità di poter realizzare la nostra vita nel territorio e non spendere eccessivamente sia per la prevenzione sanitaria che ambientale. Penso ad esempio che con il solo consumo di 1400 ettari di suolo libero si crea un costo per le istituzioni e i cittadini di 137 milioni di euro per la mancata erogazione dei servizi ecosistemici di cui la fauna e gli habitat in cui abitano sono i primi erogatori. Parliamo di tutta una serie di animali, di fauna minore, faccio qualche esempio concreto. Io arrivo appunto dal mondo del volontariato per gli anfibi e pensiamo solo al mondo dei rospi, al mondo delle rane, al mondo delle salamandre. In Veneto abbiamo solo a livello di anfibi 3 endemismi, ossia esemplari, specie che ci sono solo nel territorio veneto. 2 tipi di salamandre esistono solo dalle nostre parti, così come la rana di Lataste. E poi anche a livello di mammiferi c'è tutto il mondo dei pipistrelli che vogliamo tutelare, c'è il mondo delle arvicole e da ultimo il gambero di fiume, che non fa parte dei vertebrati e che però è importante da tutelare perché è minacciato anche qui da specie alloctone come il gambero della Louisiana. Molto banalmente i mammiferi si nutrono di specie banalmente considerate nocive per le nostre coltivazioni, e non solo i mammiferi ma anche i rettili e gli anfibi, quindi è molto importante tutelarle e tutelare gli habitat in cui esse vivono. Gli habitat in cui queste specie vivono ci rendono gratuitamente quelli che Cristina elencava prima come servizi ecosistemici, quali filtrazione dell'acqua, produzione di ossigeno, protezione dal rischio idrogeologico, e quindi un ambiente, un ecosistema sano riesce a proteggerci da quelle che sono le calamità naturali e lo fa in maniera gratuita, quindi è indispensabile tutelare questo tipo di ambiente, tutelare le specie presenti al loro interno e non dimenticarcene, ok? Fare veramente azioni concrete perché ormai siamo agli sgoccioli e bisogna veramente considerare di tutelare queste specie.